Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua nel primo video nella nuova location, perché di live ne ho fatte ma questo è il primo video nella nuova location. Allora, oggi voglio andare a parlare di quello che sta succedendo, perché immaginavo si potesse scatenare un evento simile, però alcune cose che leggo, anche se dentro di me sapevo che sarebbero accadute, non riesco bene a capirle. Andiamo con ordine. Sappiamo tutti cosa è successo durante Benevento Cagliari, sappiamo tutti dell'episodio del VAR. Io personalmente però non sapevo cosa fosse successo dopo la partita, ok? E vengo a scoprire che Inzaghi ha fatto delle dichiarazioni che sinceramente a me fanno molto ridere, fanno molto ridere. E Vigorito si è espresso in maniera molto dura ai microfoni di Sky. Allora, analizziamo le due cose. Partiamo da Inzaghi. Ciò che ha detto Inzaghi e ciò che voleva intendere Inzaghi a me sinceramente fa molto ridere, molto ridere. Penso che a tutti i tifosi del Cagliari faccia un po' ridere perché forse Inzaghi non sa che tralasciando Napoli-Cagliari e tutto quanto, forse Inzaghi non sa, e i tifosi che ci danno contro non sanno quanto il Cagliari in realtà abbia subito dal VAR, il che è un paradosso. Cioè, ci stanno a romper cazzo a noi che siamo una delle squadre che ha subito più di tutti col VAR. Vi vorrei ricordare che il rosso mancato su Ronaldo era contro di noi, però ok. Questa è soltanto una delle più clamorose che ha ricevuto il Cagliari negli ultimi tempi. La mano di Bernardeschi anni fa. Troppe ce ne stanno, ragazzi, troppe ce ne stanno. Clavan quest'anno contro lo Spezia. Troppe ce ne stanno. Inzaghi fa intendere che ci sia sotto qualcosa perché al bar c'era Mazzoleni che se non mi sbaglio stava sempre al VAR con il Napoli Cagliari oppure era l'arbitro, adesso nemmeno mi ricordo. Quando Mazzoleni, non so chi se lo ricorda, arbitrò quel Cagliari-Roma in cui in 30 secondi ce ne espulse due. Due. Mazzoleni ce ne espulse due in 30 secondi, pure di meno. Cagliari-Roma, un pareggio 2-2 de Sau all'ultimo, ok? Che nonostante i due espulsi siamo riusciti a pareggiarla 9 contro 11. Abritava Mazzoleni e Inzaghi fa intendere che ci sia sotto qualcosa perché lui era al bar o era l'arbitro anche in Napoli-Cagliari. Inzaghi, libero di pensarla come preferisci, io non voglio condizionare il tuo pensiero, però prima di fare accuse gratuite, perché sono accuse gratuite, io un pizzico di ricerca per vedere che storia ha il Cagliari con il VAR, prima sinceramente me la sarei fatta, perché sparare sentenza a zero senza conoscere lascia un po' il tempo che trova. Io non mi permetto di giudicare la situazione del Benevento, perché se il Benevento sta lì lo sanno loro il motivo per cui sono lì, non lo so di certo io che tifo Cagliari, quindi non mi permetto di azzardare qualsiasi cosa, non mi permetto di dire nulla, perché io il Benevento non lo guardo, non so se ha mai ricevuto torti arbitrali dal VAR e non mi permetto a una TV di dire cose simili. E mi stupisco che una persona come te, tra l'altro anche campione del mondo, vada in TV a dire cose simili. Però lasciamo perdere questo. Tralasciamo il discorso di Inzaghi. Parliamo di quello di Vigorito. Io ragazzi, da tifoso del Cagliari, non posso che trovarmi d'accordo col discorso di Vigorito. Ahimè è uscito fuori quando hai giocato contro di noi, ma nella sostanza quello che vuole dire è giusto, è più che corretto. Tralasciando il fatto che le TV parlino costantemente delle più grandi, delle cosiddette strisciate, io ormai ci ho fatto il callo, mi sono abituato, so che è così, ed è proprio per questo che io tendo
a parlare soltanto del Cagliari qui su YouTube, perché parlare di tutte le squadre lo fanno tutti, parlare soltanto della propria è un qualcosa che fanno in pochi. E bisogna farci il callo perché in Italia funziona così, in Italia funziona che principalmente la baracca si manda avanti con le squadre che hanno più tifosi, quindi parliamo ovviamente di Juventus, Inter, in Milan, Juventus, Inter, Milan e tutte le altre via seguendo. Quindi purtroppo su quelle bisogna farci un callo. Però per quanto riguarda gli errori arbitrali, su quello che passa in TV, eccetera, mi trova assolutamente d'accordo, perché in Italia si sono visti veramente tanti torti arbitrali, non si è mai ricevuto una giustificazione che potesse comunque dare adito alla scelta che è stata fatta dall'arbitro o dal VAR in quel preciso momento. L'AIA ha sempre fatto quadrato attorno ai suoi dipendenti, attorno ai suoi arbitri, non hanno mai rilasciato dichiarazioni stampa e la TV non ha mai approfondito, secondo me, a sufficienza gli errori che sono stati fatti. Perché tendenzialmente, secondo me, si va per una scelta fatta bene e costantemente due fatte male con il VAR. E non è possibile, perché ormai sono 3-4 anni che abbiamo questa tecnologia a nostra disposizione. Può capitare, non dovrebbe, ma può capitare che arrivi uno svarione con il VAR, ma ne stanno accadendo veramente troppi. Io adesso vi dirò la mia per quanto riguarda il fallo di Asamoah su Viola. Secondo me non è rigore, ma ripeto, questo è il mio giudizio, poi potrete pensare che sono di parte, pensate quello che volete. Sinceramente non mi interessa, però secondo me non è rigore, tantomeno che l'hanno richiamato al VAR. Però se lo vogliamo prendere come errore, non è certo da di dare la colpa a Cagliari. Io sento gente che dire che ci vogliono salvare. Non so come, visto che noi abbiamo perso, tipo, non abbiamo vinto per 16 partite di fila, siamo stati noi terzultimi fino a qualche partita fa, non vedo in quale modo ci vogliano salvare. Perché se siamo ancora in lotta per la salvezza è perché le squadre sopra di noi non hanno saputo fare così tanto meglio, eh. Parliamoci chiaro. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Noi abbiamo fatto schifo, ma se siamo stati in grado di risollevarci e di portarci in una zona relativamente più tranquilla, è perché quelle che stavano sopra di noi non hanno saputo fare più di tanto meglio di noi. Ok? Quindi se volete pensare che il Cagliari venga salvato dai poteri forti, magari fosse perché a questo punto noi l'anno scorso lottavamo già per la Champions e vaffanculo la zona salvezza, capito? Però va bene. Tornando al discorso in principio, è giusto quello che ha detto Vigorito. Le TV non approfondiscono abbastanza gli errori. Il VAR sta trovando una parziale utilità. Ci sono ancora troppi errori clamorosi. E sì, rispetto a anni fa, si vedono, personalmente vedo molti più arbitri fermati per prendersi un tot giornate di fermo per degli errori. Però a me il fatto che prendano comunque una decisione e anche loro non ci mettano la faccia davanti alle TV, visto che ormai si fa tutto tramite TV, la TV è diventato il tribunale sportivo sostanzialmente, allora mandiamo anche gli arbitri davanti alla TV. Se è così che bisogna fare calcio, facciamo calcio come il popolo vuole che venga fatto. La fatidica Superlega noi ce l'abbiamo già in TV perché tanto parlano sempre di quelle stesse squadre, ma ormai io ripeto, ci ho fatto il callo, per me non è un problema, anzi vuol dire che evitano di sparare a zero o evitano di sparare stronzate su cose che nemmeno sanno. Ci sarebbe da aprire veramente un mondo su questo argomento, veramente. Però ripeto, io mi trovo d'accordissimo con le parole del presidente Vigorito, mi trovo totalmente d'accordo
nel modo in cui le ha dette, perché è giusto che un presidente che ha gettato sangue per la sua squadra si incazzi così in TV. Però qualsiasi tifoso, che voi siate del Benevento o di qualsiasi altra squadra, non pensate che sia colpa del Cagliari. Perché se avessimo veramente avuto i poteri forti dalla nostra, magari non se la stavamo a combattere per la salvezza. Così. Niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Belli regà.